Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, lo Stato gioca d'azzardo, lo dicono i numeri, un business da 88 miliardi di euro all'anno, una babele di lotterie istantanee, i gratta e vinci, ma poi c'è tutto quanto il resto, le concessioni per i mini casinò, le sale bingo e quant'altro. Un business miliardario, dicevo, in cambio però sulla popolazione cade, come dire, la spada di Damocle della ludopatia. Sembra che siano almeno 800.000 le famiglie in Italia che devono fare i conti con un malato di gioco. Questo è il nostro primo argomento per questa sera TV7 Match. Ne parliamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, abbiamo Jacopo Berti, capogruppo in Consiglio regionale Veneto. Buonasera a tutti. Del Movimento 5 Stelle, buonasera a te Jacopo, al suo fianco Bruno Cesaro di Progetto Nazionale, buonasera. Anche a te, il nostro editore Ermanno Casen, buonasera, grazie di essere qua, al suo fianco l'avvocato Sossio Vitale della lista Treviso Civica, Manildo Sindaco. Ho detto tutto correttamente? Sì signore, buonasera. Buonasera avvocato. Al suo fianco Flavio Manzolini del Movimento Fare, buonasera Fabio Tosi. Buonasera Manzolini, grazie anche a te di essere qua. Allora, dicevo, la piaga del gioco patologico, però ci sono dall'altra parte i numeri di un'industria che è, credo, la terza in Italia anche per redditività. Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, voi state conducendo una battaglia, sì, da questo punto di vista. Una battaglia a tutto campo. Adesso c'è un progetto di legge che ha prima firma del senatore Endrizzi, che è di Padova, per andare a impedire del tutto qualsiasi tipo di pubblicità per il gioco d'azzardo. La pubblicità del gioco d'azzardo produce un giro d'affari di più di 200 milioni di euro ogni anno. Era stato anche approvato inizialmente all'interno della finanziaria, ma è stato reintrodotto attraverso un emendamento in finanziaria, i soliti giochetti del governo che da una parte fanno vedere, sembrano di voler contrastare una piaga sociale, perché di questo noi stiamo parlando, di una piaga sociale, e poi dall'altra parte lo fanno rientrare dalla finestra. Perché? Perché come al solito in mezzo c'è la politica che ci guadagna, la famosa multa da più di 200 miliardi di euro, anzi circa 200 miliardi di euro, che fu condonata poi, derubricata a 300 milioni di euro dal loro governo Letta, dimostra poi come uno del centrodestra e uno del centrosinistra furono andati a mettere uno all'interno dell'Ottomatica e uno all'interno di Sogei, proprio le due società più interessate da questa multa, diciamo come compensazione. Altrettanto diamo due cifre per far capire qual è il problema. Noi oggi abbiamo, giustamente si diceva, 87 miliardi di euro, che è il giro d'affari complessivo. Io ne ho 88. Cambia molto, perché un miliardo è veramente molto. Perché hai giocato stasera e hai incrementato. E al 79% è come si chiama tecnicamente il payback. Cosa vuol dire? La vincita. Però vuol dire, uno potrebbe dire, ma è tanto? No, ma va guardato al contrario, perché vuol dire che questa è una industria che guadagna il 21%. Allora io sfido di trovare quale altra impresa, quale altra industria ha un guadagno netto del 21%. Certo. E altrettanto, uno dice, ma quante sono le tasse? Certo, assolutamente certo. E le tasse sono l'8%. Quindi uno ha un 13-14% pulito netto di guadagni su un giro d'affari da 88 miliardi. Cioè, stiamo parlando di cifre incredibili, e soprattutto tutte le persone colpite dalla azzardopatia, di fatto 100 tutte le persone colpite, il 66% di queste persone sono disoccupati. Quindi è una piaga che va a colpire ancora di più chi è più in difficoltà, perché come si dice, speriamo che mi vada bene, speriamo che Dio me la mandi buona, ci si affida al caso, ma purtroppo questo non è il caso. Qui è lo Stato che sta ancora una volta di più andando a colpire i cittadini e purtroppo nel portafoglio. Certo, a proposito ho preparato qualche grafica per poter fotografare un po' quella che è la situazione del gioco d'azzardo in Italia. Allora, se possiamo partire con la prima, allora qui abbiamo i dati un po' li ha anticipati Jacopo Berti, il business del gioco d'azzardo legale, tra l'altro, perché parliamo del gioco d'azzardo, 88 miliardi nel 2015, nel 2014 84 e 200 milioni, 84 miliardi e 200 milioni, quindi siamo in crescita.
diretta, tra l'altro. Andiamo ancora avanti invece, perché poi nella grafica successiva, allora, la cosa interessante, ci sono 59 lotterie istantanee, sono i famosi gratta e vinci, quelli che troviamo dal tabaccaio piuttosto che dal giornalaio, insomma si trovano dappertutto. Nel 2015 ne sono state introdotte 20 di nuove. Ecco, i costi variano da 1 a 20 euro di questi biglietti. Andiamo ancora avanti, perché i dati insomma sono abbastanza interessanti. Eccolo qua, come dicevo prima, siamo al primo posto al mondo per vendite di gratta e vinci e stampiamo un quinto dei tagliandi di tutto il mondo. Cesaro, io prima dicevo, una volta si stampava denaro, adesso si stampa gratta e vinci, perché qua il gratta e vinci e tutto quello che ci va dietro, non voglio demonizzare solo il gratta e vinci, ma probabilmente tutto il sistema del gioco d'azzardo tiene in piedi il paese. Allora, non mi faccia parlare dello stampare denaro, perché è da lì che sono nati tutti i nostri problemi, anche questo. Uno Stato che si riduce a distruggere centinaia di migliaia di famiglie, soprattutto anziani, perché io quando vado non fumo, ma ogni tanto mi capita di andare da un tabacchino per prendere delle marche da bollo, per pagare il bollo della macchina, e vedo sempre persone anziane che stanno lì a giocare con queste macchinette, a comprarsi sti gratta e vinci. Quando uno Stato si riduce a distruggere delle persone che non si vendono le sigarette, o non si dovrebbero vendere le sigarette ai minori di 18 anni, io direi che dovrebbero fare la stessa cosa, dovrebbero impedire la vendita di questi strumenti di morte alle persone che hanno superato una certa età, ma non perché non siano più in grado di intendere e di volere, è perché sono deboli e lo Stato ne approfitta. Lo Stato specula 17-18 miliardi di euro di tasse, rovinando famiglie, ma non solamente quelli che giocano, ma tutta la famiglia che li circonda. Prima Berti faceva dei numeri, sembrava quasi Zaia. Ma Zaia lo sappiamo, gli piace sempre dare dei numeri, lui frequentando da un po' il Consiglio regionale, e la multa era di 98 miliardi di euro. No? Io mi ricordo nel 2006, mi pare, ero in piazza Cavour qui a Padova con un banchetto che volantinavo io da solo con 2 o 3 ragazzi, e volantinavamo per denunciare questa multa, no? E passava la gente e ci prendeva per pazzi, ma tanto non pagheranno mai nulla, ed erano buoni profeti. Non hanno ancora pagato un euro di questa. Ma perché? Perché tutte queste società, prima Jacopo citava l'Ottomatica, ma ce ne sono delle altre, sono da un punto di vista politico, non dico di protezione politica, ma di affinità politica, sono di centrosinistra, di centrodestra, di sinistra, di destra, sono dappertutto, per cui a tutti conviene farle restare in piedi. Ma stasera non parliamo di stampare moneta, purtroppo, che sarebbe un argomento secondo me molto importante. Se noi comunque, Tullio, riuscissimo a riottenere quella che era la nostra sovranità monetaria e di conseguenza la nostra sovranità nazionale, cioè ritornare ad essere uno Stato, quello che adesso non siamo del tutto, ecco, non avremmo la necessità di uccidere persone con questo sistema. Certo, un'altra delle piaghe del gioco d'azzardo sono i famosi videopoker, le macchinette che sono ormai presenti. La multa è relativa alle macchinette, infatti. Era relativa alle macchinette, mi ricordo, poi scusatemi, c'era un bar di Catania dove erano allocate, mi pare, 400.000 macchinette, cioè le avevano messe tutte quante lì, che uno ha fatto un conto con una base di 4 metri per 4, era più alto dell'Etna, no? Ed erano tutte lì, e nessuno controllava, nessuno dice sì, ma sono lì tranquille ste macchinette, per cui non c'è nessun problema. Capisce che invece i problemi l'Italia è così, ci sono. L'Italia è così. Avvocato Sosio, voi a Treviso recentemente i comuni cercano di fronteggiare questo dilagare della diffusione soprattutto dei videopoker e dei mini casinò, un po' per motivi di sicurezza ma anche per motivi appunto di salute pubblica. Voi avete introdotto recentemente, avete fatto un'ordinanza, no? Recentemente, sì, per la limitazione dell'orario. Sì, il sindaco ha firmato questa ordinanza in assenza di una disposizione normativa nazionale che era quella che si attendeva da vari anni e che si attende tuttora, e quindi si è cercato di cambiare un attimo di prospettiva. Cioè, a me piace pensare che questa ordinanza che ha firmato il sindaco, alla quale ho partecipato insieme con gli uffici in maniera molto
approfondita, non sia un'ordinanza contro ma un'ordinanza a favore. Cioè abbiamo limitato l'orario del gioco, imponendo di spegnere le macchinette con anche l'interruttore, perché sappiamo benissimo che se impedisco il gioco qui, i miei cittadini attraversano la strada e vanno a giocare nel paese a fianco. E quindi poi abbiamo detto, bene, chiunque voglia però avere andare oltre questi orari, venga in comune, presenti un'istanza, presenti un piano, un progetto per riparare ai danni che fa. Cioè presenti un progetto dove, in accordo col comune, e mi attendo a breve anche un tavolo ci sarà con la prefettura, indichi quelle che sono le iniziative in favore dei giocatori patologici, che sappiamo bene che non verranno fermati da questa nostra ordinanza, visto che il gioco esiste quasi da 2000 anni. Ricordo che ai piedi della croce c'erano i soldati romani che giocavano a dadi, quindi sembra una battuta, però voglio dire, noi cerchiamo di metterci dalla parte della tutela della persona che spesso è malata e non sa di esserlo, e quindi cerchiamo di fornire tutto quello che è possibile per il recupero e per far capire. Quanti sono le persone? Sapete quante sono le persone? Sì, noi che abbiamo anche rivolte? avuto dei dati erano un centinaio, attenzione, sulla base di valutazioni di persone che vanno al centro di Dipartimento delle Prevenzioni, cioè che si rendono conto di essere malate, che chiedono aiuto e quindi si rivolgono alla ULSS, dove c'è il Dipartimento delle Prevenzioni che li sta seguendo facendo grande lavoro. Grande incidenza delle donne su questi numeri, per le donne di una certa età c'è una grande incidenza. Quindi noi abbiamo fatto questa ordinanza, il sindaco e adesso vedremo le prime applicazioni quale sarà. Certo. Manzolini, il governo allora ha stanziato anche dei soldi, tra l'altro nella legge di stabilità, destinati alla cura e al divieto per la TV generalista di promozione di gioco in fascia protetta. Dall'altra parte c'è anche uno sforzo simile da parte del Ministero della Sanità, che a maggio ha istituito un osservatorio nazionale, cioè della serie, in pratica, con una mano aggiungo adesso abbiamo parlato delle lotterie istantanee, oppure rilascio altre licenze per poter aprire luoghi di gioco, dall'altra parte intanto finanzio. Cosa dice? Sono le contraddizioni di questo paese e oggi si toccano con mano con una virulenza più forte rispetto al passato. E quello che voglio dire, una volta esisteva la Sisa, che era quella del totocalcio settimanale, il Lotto, che ha una storia su questo paese, le smorfie ed altre cose, poi è cominciata l'ascesa delle sale bingo, perché il tutto è partito con le sale bingo destinate ai vari luoghi, e lì dove funzionano di più la percentuale femminile, perché va a giocare nel tempo libero anziani e queste cose. Dall'altra parte, molti adesso stanno chiudendo, tra l'altro sono in difficoltà. Perché i gratta e vinci probabilmente sono più facili, sono più veloci, sono più istantanei, sono quelli più micidiali, come è stato detto. Ma qual è il male? Il male è che se sono aumentati i giocatori è perché è gente che si è trovata o disoccupata e viene regalato così il sogno, l'idea di poter diventare milionari in poco tempo e senza fatica. Ed è un processo educativo questo che bisognerebbe fare, perché evidentemente nessuno nasce ludopatico. Il giocatore diventa così perché ci prova, continua nella speranza, e quello diventa il suo morbo. Lo spiega bene Dostoevskij nel suo libro Il giocatore, no? Proprio quello che diventa un'essenza, un modo di vivere, un modo di rischiare, un modo di bruciarsi.
al di là di quello che può essere un'interpretazione, cioè è proprio la mancanza di uno Stato, perché questo è tipico di quei paesi che sono in fase di declino. Cioè, ci sono paesi sudamericani dove ogni 10 angoli ci sono macchinette o altre cose. Cioè, man mano che è iniziato il declino su questo paese, man mano che è aumentata la disoccupazione, più sono aumentate le sale giochi. Cose che adesso vedono anche gli immigrati che abbiamo, perché non sono soltanto i nostri che vanno nelle sale giochi o a giocare, ci sono anche proprio queste fasce di persone che hanno perso il lavoro, eccetera. E quello che fa più paura è proprio quello, anche una parte di minori che si spingono a giocare. Nella nostra gioventù non c'erano queste diciamo, attrezzature o apparecchi, ma anche non avremmo avuto neanche i soldi per andarli a bruciare così, li avremmo mangiati in tante altre situazioni, in altre occasioni. Oggi la speranza è il sogno che viene regalato da questi strumenti e da quello che è una società che non sa guidare, non sa formare. La campagna dovrebbe essere una campagna di prevenzione e soprattutto quello di eliminare definitivamente le licenze di queste cose, perché se da una parte... limitarle comunque, o limitarle. Allora io vengo da un paese che è Abano Terme, che soffre la mancanza di un casinò rispetto ad altre realtà. Ma il casinò è una cosa seria, è tutelato, ha le sue forme, ha le sue regole. Allora dico, ci sono località che hanno bisogno di un certo tipo di mondanità e ci sono paesi che non hanno bisogno della sala bingo o dei vari bar con le varie macchinette. Ecco, quindi volendo quello che può essere un'attrazione di turismo, e ben venga, quello che invece diventa speculazione sul piccolo, sul povero, assolutamente no. Certo, professor Casen, qui il banco vince sempre, le vincite sono veramente risicate, sembra che 2 premi su 3 siano inferiori al costo del biglietto che si compra, ad esempio nel gratta e vinci. Sì, sicuramente, ma intanto il gioco è stato inventato perché il banco vinca sempre, come dicevi. L'altro aspetto è il meccanismo, cioè il gioco che un tempo aveva determinate regole, oggi sconfina in varie situazioni che non sono più né prevedibili né controllabili. Allora, soprattutto con il gioco delle macchinette, uno dei problemi principali è che sono effettivamente collegate, cioè che sono effettivamente 88 milioni quelli che girano attraverso il gioco d'azzardo, o ce ne sono di più? Perché una delle cose che è uscita fuori, uno degli scandali che è uscito fuori, è che la maggior parte delle macchinette vengono disattivate e quindi dalla centrale dove memorizzano la quantità di gioco che viene svolta e quindi il giro d'affari di ogni macchinetta, nessuno protesta e quindi le macchinette restano disattivate dalla centrale e quindi possono dichiarare quello che vogliono o non pagano niente. Questo è un'evasione. Ma a parte questo c'è un altro aspetto che è il riciclaggio attraverso questi giochi che sono incontrollati e incontrollabili. C'è tutto un sistema di riciclaggio per cui fa ridere dire non puoi andarti a comprare se non con la carta di credito un vestito, ma puoi andare a giocare e fare quello che vuoi perché tanto nessuno ti controlla. Allora è chiaro che in questo giro di macchinette c'è anche una certa dose di malavita. Chi gestisce queste macchinette? Chi controlla? Ma soprattutto chi controlla il funzionamento delle macchine. Se effettivamente ti rendono queste macchine quello che effettivamente, che tipo di probabilità hai di vincere e in quanto tempo? Ecco. Allora, ci sono delle macchine nei casinò dove c'è una certa verosimiglianza nella vincita, cioè giocando un certo quantitativo di denaro, periodicamente, statisticamente c'è qualcuno che vince, ma purtroppo
invece nelle macchine che sono dislocate nei bar e in altre parti, la facilità soprattutto di alterare il software delle macchine è estremamente semplice. L'altro aspetto è che chi dà le concessioni per queste macchine. E qui nasce il grosso problema che è stato citato precedentemente, cioè dietro ci sono molto spesso dei partiti o delle forze economiche legate ai partiti, perché il guadagno è tanto e nessuno ha intenzione di porre un controllo a questo tipo di meccanismo perché ne traggono guadagno e quindi tutti corrono per se stessi. Ecco, rapidamente questa è una panoramica del gioco in Italia. Che questo gioco sia stato poi ampliato e incentivato non c'è dubbio. Una delle cose che mi domando, visto che lo Stato siamo noi, qualcuno si inventa, no? Come mai, portando a casa 88 miliardi, un giro d'affari di 88 miliardi, lo Stato non spende una lira per combattere, per esempio, per dare un'informazione contraria al gioco? Io non l'ho visto, salvo qualche volta il gioco può portare dicono lascia il tempo che trova, no? 8 miliardi le entrate per lo Stato, quindi E perché lo Stato non si organizza diversamente o crea una situazione che possa in qualche maniera contrastare, attenzione, non contrastare il gioco, perché se noi vietiamo il gioco creiamo un giro d'affari come era all'epoca americana, il divieto del bere piuttosto che altre cose. Quindi non il divieto, ma il controllo del gioco e il controllo e l'aiuto dei giocatori quando sono in una fase critica patologica. Certo, ecco, è curioso il fatto che noi abbiamo riportato i dati dei gratta e vinci. Ecco, per conoscere il dato sulle vendite dei gratta e vinci nel 2014 è stata necessaria un'interrogazione parlamentare che ha presentato un deputato in quota SEL, Giovanni Paglia, che a dicembre del 2015 ha chiesto poi delucidazioni al Ministero dell'Economia. Ma vediamo altri dati appunto che sono nati dopo un'interrogazione parlamentare, perché altrimenti non si sapeva. Ecco qua, abbiamo parlato prima delle probabilità di vincita, no? Allora qui stiamo parlando del primo premio e sempre dei gratta e vinci, che sia ben chiaro. Il nuovo miliardario, il primo premio è da 500.000 euro. Ecco, le probabilità di vincita sono 1 su 5.280.000 biglietti. Stessa cosa vale per il turista per sempre. Una probabilità su 2.880.000. La cosa curiosa anche è da dire è che una volta che esce il premio ci sono tutti quanti gli altri tagliandi in ancora commercio, da vendere. Non mi viene da sorridere perché il turista per sempre, se tu vieni in Italia con un barcone hai il 100% di probabilità di farlo, ma per un bel po' di anni il turista per sempre. Ma non c'entra niente con il gioco. Non devi neanche grattare. Non è neanche un azzardo, è proprio una certezza. Vediamo anche la grafica successiva, perché vediamo se la regia ci propone. Eccolo qua, abbiamo i numeri della ludopatia. Nel 2015 9.000 persone si sono rivolte a strutture specializzate, però la stima di un'organizzazione che segue appunto il fenomeno è che siano 9.000 persone nel 2015, 800.000 famiglie convivono con malati di ludopatia. Questo è un dato generale che fa ben pensare, anche perché mica tutti si rivolgono alle strutture specializzate per essere aiutati, perché molti si vergognano e quindi poi subentra tutta una serie di fatti concatenati che portano poi all'emarginazione e anche a situazioni sicuramente molto molto gravi. Vediamo anche l'ultima grafica, perché alla fine chi è che ci guadagna? Qui stiamo sempre parlando dei gratta e vinci. Allora l'erario incassa oltre 2 miliardi, il concessionario unico del monopolio di Stato EGT Lottomatica, che dal gratta e vinci nel 2014 ha incassato 370 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti poi quelli del gioco del lotto. Quello che vi dicevo prima, l'11% circa. Ci siamo, dice no? qualcosa, ci siamo. Ci siamo, ecco. Questi sono i numeri, 800.000 famiglie che hanno a che fare con un malato di ludopatia. Berti. Ma sono questi i numeri incredibili? Noi ci troviamo contro. E sono numeri in crescita, ecco, c'è da dire questo, esatto. Sono numeri in crescita. Allora, in questi giorni abbiamo avuto modo di incontrare in regione
gli esponenti veneti della Caritas, che continuano a parlarci di una nuova categoria, li chiamano nuovi poveri, e ci venivano a parlare di questa fetta di nuovi poveri che continua ad allargarsi. Fenomeni come questi, dell'azzardopatia, dei problemi delle VLT, cosa sono le VLT? Videolotte, le videolotte, detta per esteso, vanno ancora di più, sono degli acceleratori di nuovi poveri. Ma perché? Per i motivi di qui sopra. Cioè, nel momento in cui io ho poco, e appunto come abbiamo detto prima, il 66% di questi considerati poveri vanno a spendere un'ingente quota di denaro proprio in questi gratta e vinci, e vediamo quali sono i ritorni che si hanno. Allora lo 0,0 e non so quanti zeri c'erano in fondo, 4 zeri, 0,00013. Allora cosa vuole fare lo Stato? Aumentare e velocizzare il processo di impoverimento dei cittadini, o vuole porne un rimedio? Ma qua mi sembra che sia veramente chiarissimo, purtroppo, qual è. Eccolo qui, purtroppo sono 4 zeri e poi una cifra che parte con un 1 tra l'altro, cioè, per i miliardari un 1 per un 13%. Allora, questi sono, quando noi diciamo che va assolutamente abolita ogni forma di pubblicità, è perché la gente va prima di tutto informata e poi disincentivata nel momento in cui questi, che sono degli strumenti di devastazione per la società a 360 gradi e poi per i cittadini, non vanno spinti, perché poi ti dicono sì, ma gioca responsabilmente, come dire, sì, però suicidati con attenzione, cioè non ha senso veramente. Allora, e nei controsensi però si annida proprio il problema in sé, ovvero noi ci troviamo di fronte a delle lobby enormi che spostano miliardi di euro. Lo Stato ci guadagna 8 miliardi di euro da tutto questo giro d'affari. Non c'è la volontà politica. Questa è la verità. È inutile che stiamo tanto a girarci intorno. Certo. Non c'è la volontà politica di fermare ed estirpare alla radice un cancro che sta mangiando dall'interno, perché proprio dagli stessi cittadini sta erodendo la nostra società e le nostre tasche. Questo è il punto. Ad oggi. Cesaro, cosa si dovrebbe fare? Cioè, lo stato ideale che io avrei in mente gestirebbe la faccenda in 10 minuti, insomma, cioè chiudi tutto, non se ne parla più e ritorni a quello che diceva prima Manzolini, ritorni al vecchio Totocalcio, ne tieni in piedi 2 o 3 perché è anche normale che uno giochi. Apri qualche casino io ho scritto una volta, mi erano anche pubblicata dei giornali, avevo scritto che non era pensabile che un polo come Abano Terme, Montegrosso Terme non avesse un casino. E poi facevo riferimento al casino di Venezia, che penso sia l'unico casino, ma non nel mondo, ma in tutto l'universo, che perde dei soldi. No? Cioè, negli Stati Uniti c'è uno stato, il Nevada, che vive grazie a Las Vegas, e infatti chiudevo la lettera dicendo ma è un casino o un casino? È solo una questione di accento, ho detto. No? Ecco. Però uno stato normale dovrebbe impedire questa cosa, ma non è che eliminando la pubblicità si risolva qualcosa. Io quando mi fermo in autostrada in un autogrill e chiedo un cappuccino e un croissant, mi dicono subito vuole un gratta e vinci, vuole la lotteria. Io dico ma con la marmellata gli chiedo cos'è la marmellata con la crema, cioè capisce? E non è che si possa pensare, ormai è un cancro, come diceva Berti, è un cancro questo, e il cancro non si combatte con le aspirine, il cancro si combatte con il bisturi, il cancro si combatte con strumenti importanti. Uno Stato con gli attributi dovrebbe chiudere tutto. Non sarebbe democratico, a me di questo termine qua mi interessa relativamente poco, ma bisognerebbe far così, non ci sono strumenti alternativi. Poi vogliamo dire, dobbiamo rimanere con questo sistema che sta uccidendo centinaia di migliaia di famiglie italiane, perché questi sono i dati, e questi sono i dati che lei ha fatto vedere, sono forse arrotondati per difetto. Ah beh certo, perché poi sono quelli appunto che sono alla luce del sole, cioè, dire, come sempre, come in tutte le cose. Non è pensabile che non faccio più la pubblicità, bisogna intervenire duramente, lo si deve bloccare. Mancano 8 miliardi, ma poi sarà l'argomento di una puntata che faremo fra qualche mese.
dicevo prima, è la terza Draghi industria, e Trichet hanno stampato negli ultimi anni qualcosa come 1.700 miliardi di euro, ma neanche stampati, hanno premuto un tasto, li hanno creati così. Io non penso che uno Stato normale avrebbe grosse difficoltà a premere un tastino, anche 2, e creare 8 miliardi di euro, visto e considerato che la nostra economia, l'economia italiana, potrebbe sostenere il creare moneta e farla, utilizzarla per i beni del popolo, anziché come ha fatto la Banca Centrale Europea. E spero che questa sia una battaglia che una volta Grillo faceva, poi non si è più sentito, non so il motivo, non voglio neanche immaginarlo e non voglio neanche conoscerlo, però voglio dire, è inutile stampare 1.800 miliardi di euro e regalarli alle banche perché facciano finta di salvarsi, che poi neanche si salvano. Io vorrei che lo Stato italiano ricominciasse a stampare moneta e distribuire questi soldi all'economia normale, all'economia reale, ai poveri cristi, agli artigiani, agli agricoltori, alla piccola industria, alla piccola e media industria. Non si fa, e allora si ricorre a questi strumenti assolutamente deleteri, drammatici, criminali, perché questo è un crimine legalizzato, e andiamo avanti così, Tullio, andiamo avanti così. Certo, c'è da dire anche che allora, dicevo prima, terza industria dello Stato, sicuramente alcuni settori, alcuni ambiti creano anche lavoro. No, ad esempio quello del gratta e vinci in questo caso posso chiederti una cosa? Ma sto qua è legalizzato, no? Cioè tu distruggi centinaia di migliaia, milioni di famiglie italiane, cioè li riduci all'astrico, anche quelli che non sono ammalati di ludopatia, ecco, anche gli altri, perché perdono una barca di soldi, uno dice sono sano, però perdono una barca di soldi. E si può fare regolarmente con la benedizione di tutti. Magari il Vaticano non benedice, ma non ho mai sentito il Papa scagliarsi contro queste cose. E se uno vuole aprire un bordello, si può dire bordello in TV? Sì, ecco. Sì. No, non si può, perché le missionarie dell'amore rovinano i ma che discorso è? Ma che paese è sto? Manzolini prima dice, ma che cavolo di paesi siamo caduti noi quella volta lì? Ma che razza di sfiga si può dire? Sì. Ma che sfortuna ci è capitata di cascare in un paese? Non si possono aprire le case chiuse perché no, non si può perché è contro la morale, mentre questo è morale secondo voi, questa è etica secondo voi, ma dai, ma è incredibile. Ci sono i potentati dietro che ci guadagnano una montagna di soldi, è tutto lì il discorso, funziona tutto per il denaro, no, non gliene frega un cavolo di scrivere sulle sigarette che fanno venire il cancro, le vendono ancora più di prima perché guadagni i soldi, questa è la realtà, tutto il resto è fuffa, tutto il resto è noia. No, ma infatti io volevo aggiungere proprio una cosa sulla questione dei soldi. È vero, sono 8 miliardi di euro di entrate per lo Stato, ma in una notte, dobbiamo ricordarcelo, lo Stato sborsa 4 miliardi e mezzo di euro per salvare Banca d'Italia e regalarla alle banche private. Esatto. No, le banche private. È un paese... Banca Intesa, come si dice, Unicredit. Ma il 94% della Banca d'Italia è in mano alle banche private, il 94%. È un paese che non ama le regole. Le amava. No, sto parlando di adesso purtroppo. Qualche anno fa dicevo io. Che non ama le regole e lo dimostra quei fatti, perché prima citavi il casino. Il casino è una cosa regolamentata, controllata. Vai dentro col documento. Esatto. Certo, vieni identificato. E si sa cosa spendi. La prostituzione in questo caso è controllata, non è sarebbe controllata, non è oggetto del crimine organizzato, perché ci siamo dimenticati di dire, ma dietro questo qua c'è un giro di crimine organizzato non indifferente. Lo diceva prima l'editore. Ma non indifferente. Certo. Anche perché i soldi, è famoso il meccanismo, chiedo scusa, ma proprio delle macchinette, perché ne parlo spesso col senatore Endrizzi che se ne occupa, proprio dei meccanismi di riciclaggio, ovvero il gioco d'azzardo è uno dei primi punti. È pazzesco, perché sono andati a fare delle audizioni a Guardia di Finanza in Senato e raccontavano che gli spacciatori poi appena incassano gli spicci, diciamo, venduti delle dosi, vanno nelle macchinette, mettono dentro i soldi, rischiacciano subito il pulsante e riescono i soldi. Queste non sono collegate al sistemone centrale e quindi si perde traccia di quanti soldi sono entrati e quanti sono usciti. Infatti, e quindi sono puliti in tasca, infatti io ho l'impressione, ricambiati, riciclati, sono lavatrici perfette per la criminalità organizzata. E questo è il punto. Cioè, questo è il punto. Però io credo che infatti il dato di 88 miliardi, noi stiamo parlando solo del gioco lecito. Certo, sì, infatti. Cioè, c'è tutto il sommerso che non viene, Avvocato, che non lei
lecito bene. e controllato. È controllato. Controllato. Però io volevo fare un attimo un passo indietro Poi e la musica tornare, era perché non erano collegate le macchinette, la per, musica. tornare, diciamo, a parlare del gemello del Casinò, senza l'accento, lo lasciamo da parte. Io ho messo Secondo me insieme il tutto. problema è un fattore educativo, cioè cosa bisogna iniziare a fare. Secondo me bisogna iniziare dalla scuola a fare una campagna educativa fin dalle elementari, se tu vuoi veramente combattere il gioco. Una prima bozza diciamo, di quello che era i divieti che lo Stato centrale doveva fare è il decreto Balduzzi del 2012, dove ha inserito una serie di impedimenti sì. e indicazioni. Le distanze dalle scuole, Distanze, avevamo il problema di non far entrare i minori nelle sale dove c'erano appunto videolotteri, la pubblicità che venisse indicata, eccetera. A noi per esempio prima di fare l'ordinanza, e mi piace ricordarlo perché questa è un'iniziativa che ha portato in comune il consigliere Barbisan, che adesso è un collega, Riccardo Barbisan, abbiamo fatto nelle scuole una mostra itinerante. Azzardo, non chiamalo gioco, non chiamiamolo una gioco. serie di quadri, una serie di mostre di pitture dove appunto i vari artisti hanno rappresentato quello che è il fenomeno. Qua si vede appunto Certo. un serpente che tenta, no? E con l'assessore Manfio abbiamo portato proprio nelle scuole, abbiamo fatto questo tipo di mostra alla biblioteca comunale, alla presenza della ULSS, del dottor Zanusso, proprio per il direttore delle dipendenze, nel Dipartimento delle Dipendenze dell'Università 9, per dare questo segnale, per iniziare un ragionamento con le nuove generazioni. Che poi sono se quelle. può farlo rivedere, Sì. che la regia lo inquadra meglio. Questo Eccolo l'abbiamo qua. fatto a febbraio del 2015, proprio quando stavamo... Un anno fa, insomma. Sì, abbiamo fatto proprio per cercare di dare quel segnale. Certo, che certo, avvocato. È certo che fa pensare il fatto che i comuni, le associazioni debbano adoperarsi per mettere argine a un male che viene... Comunque è una lotta impari, è una lotta impari. Appunto, è questo che intendo dire, no? Quello che voi lotto con avete le fatto a armi che ho. Treviso, a prescindere dalla collocazione politica della giunta di Treviso, che però è una cosa incommiabile, è che è come vuotare il mare con uno scolapasta. Certo, dobbiamo andare un attimo... dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Dopo qua rientriamo e volevo far intervenire anche il professor Andiamo a Casa. giocarci un tra paio di- poco, sì, andiamo a giocare noi intanto.